Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di newsicilia.it. In apertura il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che si è recata a Niscemi per una visita istituzionale accompagnata dal capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano. È la terza volta che la Premier si reca sul luogo dopo la frana del 25 gennaio. L'assessore Caruso accelera l'iter sul nuovo Policlinico di Palermo, convocato un tavolo con tutte le istituzioni a seguito del vertice che si è svolto ieri mattina all'assessorato regionale della salute per fare il punto sul progetto. Giovanna e Bice Messina Denaro, sorelle del boss Matteo, risultano indagate dalla Procura di Palermo con l'accusa di procurata inosservanza della pena per aver aiutato il fratello durante il lungo periodo di latitanza. Il GIP ha però respinto la richiesta di misura cautelare avanzata dalla Procura. Intanto questa mattina delle perquisizioni sono state effettuate in casa di un'avvocatessa di Campobello di Mazzara, oggi deceduta. La legale in passato aveva assistito Matteo Messina Denaro e alcuni suoi favoreggiatori. Arrestato un uomo al porto di Trapani a seguito di un controllo. Nello zaino deteneva 50.000 euro di hashish e cocaina. La droga, secondo gli investigatori, era destinata al mercato dello spaccio di Pantelleria. In chiusura i momenti concitati tra i tifosi allo stadio Barbera di Palermo all'intervallo della semifinale di ritorno del play-off di Serie B tra i rosanero e il Catanzaro. In tribuna è scoppiata una rissa tra i tifosi della squadra di casa e alcuni tesserati del club calabrese. Ed è tutto per questa edizione. Vi ricordo come sempre che i dettagli su queste notizie e molte altre li trovate sul nostro sito e sui nostri canali social. Grazie per averci seguito e a stasera con nuovi aggiornamenti.